Quello che nessuno poteva immaginare era che la città era stata preservata per un motivo. Gli americani avevano deliberatamente evitato di bombardare Hiroshima per poter misurare le precise conseguenze della bomba atomica. La sera del 4 agosto, Paul Silver radunò i suoi uomini. Il bombardamento era programmato per la sera successiva, quando il cielo del Giappone si sarebbe illuminato. Il momento è arrivato. È per questo che ognuno di noi ha lavorato. Di recente l'arma che stiamo per consegnare è stata testata con successo negli Stati Uniti. Abbiamo ricevuto l'ordine di sganciarla sul nemico. Ci sarà